Buongiorno a tutti, amici ed amiche di Sportissimo Channel. Sportissimo Calcio Show inizia subito alla grande con un commento a questa decima giornata che si è conclusa ieri in Serie A, quindi Napoli e Milan rimangono in testa. Aspettiamo ovviamente Max per parlarne anche assieme a lui e ci affacciamo già all'11ª giornata che inizierà sabato alle 15 con un bellissimo big match tra Atalanta e Lazio. Ma tanti sono i temi di quest'oggi. E dunque calorosamente attendo il buon Max per partecipare adesso, commentare quello che è successo in questi giorni per il turno infrasettimanale. Benvenuto Max. Benvenuti e benvenuti a tutti. Come dire, c'è tanta carne al fuoco, tantissima. Eh sì, infatti dicevo nel piccolo preambolo che andiamo a commentare in prima battuta in questo inizio di puntata la giornata appena conclusa dove abbiamo in testa la classifica Napoli e Milan, quindi un plauso al Napoli che ieri è riuscito a venire a capo del Bologna, una vittoria sbloccata dal bellissimo gol di Fabian Ruiz, un tiro a giro di sinistro anche se da posizione diversa da quella che di solito Insigne predilige, scusate, e dopo due rigori di Insigne, appunto appena menzionato, che è riuscito quindi a sbloccarsi e a portare a casa due rigori su due dopo tre errori consecutivi. Max, cosa pensi di questo Napoli e ovviamente del Milan anche? Vorrei un tuo commento. Ma tanto devo dire che ho fatto due volte 7 su 10 e già non è male. Detto Infatti devo mettere i questo, vabbè, risultati, devo mettere i no, risultati dei certo, è pronostici. una battuta. No, del Napoli sono, tra virgolette, ecco, io sai che io, mia fede, però del Napoli sono molto contento perché questo ha dimostrato che dopo il pareggio di Roma non c'è stata una battuta d'arresto, anzi ci può stare pareggiare a Roma, ma voglio dire, sono ripartiti come se non fosse successo niente, perché un pareggio alla fine no. Quindi sono ben contento, questo dimostra che il Napoli è competitivo quest'anno fino alla fine. Vedremo fino a quando riuscirà a tenere botta, io me lo auguro per i napoletani, insomma per il mondo del calcio, perché è sempre bello anche comunque rinnovare un attimino, giusto fare tutte le corna del caso, però in generale sono molto contento perché alla fine della fiera, no, teniamo dietro quella signora là che sai com'è, io sono sempre a favore di tutti, Non ma quella un devi, non po' devi, noi siamo super partes. Ecco, comunque super super, al di là di questo il Milan anche sta dimostrando un ottimo ruolino di marcia, 9 su 10, credo che fosse da metà anni 50 che con Gutman allenatore non avessero un ruolino del genere. Ecco, quindi plauso beh, anche al però Milan. io vorrei ricordarti, questo non è perché voglio essere pignolo, però vorrei ricordarti che l'anno scorso il Milan ha vinto il campionato d'inverno, quindi ha avuto un'ottima annata anche l'anno scorso, specialmente all'inizio, poi però ha avuto un piccolo crollo nella seconda parte. Quindi bisogna sempre vedere quanto uno riesce a tenere botta fino alla fine del campionato. Perché, come è noto, non è detto che se uno vince il campionato d'inverno poi dopo non crolli per lo dispendio, per gli infortuni, per tante cose che possono capitare, no? Quest'anno però devo Sì. dire la verità, il Milan sembra più solido, ha più armi al suo arco perché c'ha anche Giroud che insomma tutto sommato non mi sembra l'ultima calzetta, ha dei giocatori che si stanno esprimendo al meglio, quindi tutto sommato devo dire che quest'anno probabilmente il Milan riuscirà a tenere botta più dell'anno scorso, quindi per l'Inter si fa molto ma molto dura. Ecco. Ecco, a questo proposito, ovviamente, guardando la classifica, l'Inter è terzo ed è reduce da una vittoria ad Empoli per 2-0. Non so cosa puoi dirci di questo successo in terra toscana Guarda, diciamo, dell'Inter, e lo dico insomma. qua perché così tutti lo sanno, no? Cioè, per motivi lavorativi, motivi di impegni, non riesco a fare sempre tutte le trasmissioni, quindi l'Inter adesso interissimo l'ho fermato un attimino, ma lo riprenderò appena potrò. C'è da dire che non ho potuto quindi commentare queste partite con l'Empoli, voglio dire che neanche quella con la Juve, però c'è da dire questo, che con la Juve sinceramente si poteva vincere, perché prendere un rigore di quel genere è da polli. Mentre che con l'Empoli devo dire che il rigore non dato all'Empoli un po' mi dispiace, perché alla fine della fiera era rigore in effetti. Io sono il primo a Rigore dirlo, che quindi era se qualcosa. sullo 0-1? Eh sì, voglio dire, tutto sommato però ci stava, per cui dopo magari avrebbe vinto lo stesso l'Inter, però detto questo, secondo me i rigori che ci sono vanno dati, punto e stop, non è che a una squadra li puoi dare e all'altra no. Quindi io sono super partes in questo senso e dico che aveva ragione Andrea Azioli, che loro non vogliono niente di più, niente di meno, vogliono il su loro ed è giusto che sia così.
Questa è la dimostrazione che il VAR funziona e non funziona secondo me come dovrebbe essere. C'era stata una domanda di Mediaset che diceva appunto il VAR va usato magari anche a chiamata, potrebbe essere una soluzione, cioè dico no, vai a vedermi l'episodio perché non sono convinto e magari si danno due o tre possibilità come una volta era nel tennis, adesso l'hanno eliminato perché naturalmente avendo messo ok non ci sono più discussioni, L'occhio di quello è quello falco che... per coloro che non masticano l'inglese. Sì, ok, praticamente è stato messo a punto perché in questo modo non ci sono più discussioni, non essendoci più di giudici in linea, ma sono delle videocamere, telecamere che stabiliscono se la palla è dentro o fuori, a quel punto diciamo che il computer o comunque la telecamera non può smentire se stessa e quindi qualsiasi palla che venga chiamata fuori o dentro è sempre comunque va bene così, non ci sono discussioni che si possono fare. Ecco. Ecco, tra i tanti temi della Serie A, ovviamente volevo anche il tuo punto di vista su questa crisi, tra virgolette, della Juventus, cioè è veramente una Juve che lotterà per la Champions o per l'Europa League o c'è ancora possibilità per il team di Allegri di rimanere in corsa per lo scudetto? Ma guarda, Enrico, ti dico subito questo, a me viene da ridere comunque su tutte queste cose qua, perché alla fine i conti si fanno sempre alla fine, no? Sono già tutti Giustamente si fanno sempre alla fine i conti. sentenziano tutto, no? Devo dire che comunque in Champions League è a punteggio pieno e con Sì, è un piccolo passo riuscirà a qualificarsi. Certo non sta esprimendo un gioco fantastico, quello è da dire la verità, ma le squadre di Allegri, se ti ricordi in passato, non è che hanno espresso chissà che gioco, sono andate molto al sodo. È chiaro dipende che anche dagli cosa? Che Allegri, interpreti. esatto, cioè non ha più quei giocatori che aveva un tempo, adesso sono cambiati dall'ultima volta che è arrivato lui, sono cambiati parecchio e quindi deve amalgamare la squadra, ci vuole il suo tempo. Hanno fatto il paragone, no, dicendo che con Sarri aveva 16 punti in più, aveva 10 punti con Inzaghi, insomma lui. Per cui, allora, io dico questo, attenzione, è chiaro che tutti si aspettava che Allegri arriva e fa boom boom e vince subito. Calma e sangue freddo, bisogna rimettere a posto la squadra e poi se tu metti fuori Chiesa contro l'Inter, hai dato già un segnale alla squadra che non va bene. Cioè, secondo il mio punto di vista, io gli posso anche voler bene ad Allegri, però lì sbaglia, non puoi mettere fuori il miglior giocatore che hai in Europa, quasi secondo me, e lo lasci fuori per un tuo capriccio che hai tu, perché ho visto la partita in un certo modo e sei stato in difesa praticamente, hai attaccato solo gli ultimi 5 minuti della partita contro l'Inter. Questa poteva essere solo il risultato perché il Sassuolo è veramente un'ottima squadra. E Eh sì, quindi alla condivido. fine quello è il discorso. Se fai vedere che hai paura Invece, delle squadre, sei fregato. come scusami? Se uno fa vedere che ha paura delle squadre, cioè mette Sì, difensori su difensori, non è che poi alla fine ti va sempre bene, prima o poi la paghi. certo, certamente, caro Max, è più che lecito questo. È rinascita per Atalanta e Lazio perché l'Atalanta è riuscita a vincere abbastanza in maniera semplice a Genova con la Sampdoria, mentre la Lazio ha battuto 1-0 con gol di Pedro, la Fiorentina, e qui ti dico che secondo me l'Atalanta insomma ha qualche defezione importante e alla fine lotterà ancora per le prime posizioni, probabilmente non per lo scudetto. La Lazio, anch'essa, diciamo, eterna e incompiuta, o comunque con Sarri non sta ancora trovando il bandolo della matassa. Dimmi anche tu cosa ne pensi e poi andiamo Guarda, a commentare le regionali. esatto. Sono pienamente d'accordo con te, ti dico la verità, con un'unica piccola postilla che secondo me la Lazio, alla Lazio manca ancora qualche pedina. A gennaio dovranno intervenire sul mercato perché secondo me non ci sono i giocatori proprio appositi per Sarri, no? Hanno fatto una rivoluzione completa in panchina, cosa vuol dire? Cambiando la formula, no? Il modo di giocare, quindi il modulo, e non è semplice. Poi Sarri ha un modo di giocare in particolare dove devi convincere tutta la squadra a giocare in un certo modo, quindi probabilmente in questo caso io non do tutte le colpe a Sarri, direi che ancora c'è da lavorarci. Ma insomma, la Lazio ancora non si è del tutto ripresa, perché se tu hai notato, vince un po' in casa, ma fuori ancora non riesce a esprimere il meglio di Tentenna, sé. lo Quindi voglio dire, dimostra poi qualcuno ha Villa di cominciato a Verona. parlare che i giocatori non li vogliono andare dietro, insomma le solite buffonate, è come se uno giocatore si divertisse a perdere le partite, mi viene da ridere. Però tutto è possibile, bisognerebbe chiedere poi a Cassano e Company, lui che è molto più ehm, diciamo limpido, che ti racconta le cose perché è un bonaccione, quindi può darsi che ci possa raccontare se in effetti un giocatore può giocare contro diciamo, i suoi interessi, mi fa per dire, perché se una società ti paga, a prescindere
quale sia l'allenatore, tu ti devi impegnare al massimo. Questo è quello che penso io. Ecco, Dopodiché, se non è tre così, temi ancora sulla Serie A, la Roma, l'epurazione di Mourinho ha senso secondo te? 12-13 uomini, gli altri li ha tagliati fuori dal progetto. Cosa ne pensi? allora, devo dirti la verità, questo non è più il Mourinho di tanti anni fa, è un Mourinho un po' cambiato, naturalmente posso essere d'accordo, magari, ma solo in parte. Sinceramente, questa esagerazione qua è troppo, cioè se non arrivi al risultato forse è anche un po' colpa tua, in un certo senso. Autocritica. Eh, voglio dire, bisogna vincere è facile vincere con i forti, è più difficile Ah, vincere con quelli meno forti, per cui voglio dire, dai. attenzione perché sono appena scesi in campo e appena iniziata la partita tra Berrettini e Alcaraz, quindi non so se la 15-0 pronuncia per spagnola, Alcaraz. ecco, non so se la pronuncia spagnola era corretta, caro Max, ma non apriamo ancora la parentesi tennis perché appunto c'erano due temi di Serie A con cui volevo parlare con te. Uno è Sì, quello relativo alla Roma e l'abbiamo appunto diciamo commentato sul caos tra virgolette Mourinho. Uno è quello relativo certo. alla salvezza, alla lotta per la salvezza che impazza perché c'è la vittoria a sorpresa della Salernitana a Venezia negli ultimi minuti e poi ovviamente Spezia-Genoa che è terminata in pareggio e quindi secondo te, ecco, alla luce di questi risultati come la vedi, anche se è presto dopo 10 giornate, però come la vedi? Cioè, secondo te, anche alla luce di quello che è successo, secondo te quali sono le tre squadre che rischiano e che devono darsi una mossa per non retrocedere? Se dovessi fare tre nomi, lo so che è difficile, Ah, però guarda, ah, proviamoci. questo diciamo, nelle classifiche, nelle parti basse è molto difficile perché alla fine della fiera poi guarda un po', adesso scusa se cambio un po', però guarda il Pordenone che basta una vittoria, magari Ma un infatti pareggio ti dopo rimette lì. quello era l'argomento numero tre delle Sono tutte giornate. molto attaccate. C'è da dire questo, che la Salernitana secondo me ha fatto una vittoria, non vorrei dire che un fuoco di paglia, però è stata anche un po' dettata dal mannaggia a quell'espulsione perché si faceva 8. Comunque va Contagi. bene, mannaggia. Ma se No, dovessi fare dico, tre nomi, così a botta calda, no, non lo so, dico Genoa, dico, non me ne vogliono quelli del Genoa naturalmente, certo. dico purtroppo Salernitana e questo è quanto. E poi sono molto combattuto per la terza. Secondo me anche Cagliari. l'Empoli, anche se insomma il Cagliari, sì bravo, il Cagliari rischia tantissimo perché in questo momento, nonostante la buona partita con la Roma, parliamoci chiaro, sta continuando a perdere, cioè la cura Mazzarri, come Non dovrebbe sta essere. funzionando. Non mi, non mi sembra di aver visto niente di più di quello che poteva far Semplici, per cui di che cosa stiamo parlando? Del nulla. Questi presidenti fanno sempre no, gli sb, però poi alla fine se il risultato non ce l'hai, Allora, dai, no? terzo tema e poi concludiamo col calcio perché il tennis incombe. Regionali, quindi l'Udinese e il Pordenone. Come la mettiamo? Perché Guarda, l'Udinese ha buttato al vento 3 punti, col non Verona vorrei vinceva svelare niente 2-0. non vorrei svelare niente di segreto, ma insomma domenica ci potrebbe essere un live da Milano, vedremo se si riuscirà a concretizzare, quindi giocherà l'Inter proprio contro l'Udinese. Devo dire che Beh, uno di sicuro c'è. So che l'Udinese il tutto nostro sommato, secondo David me, sarà lì. ecco, io avrei potuto esserci, ma ho preferito aspettare qualche altri tempi migliori, diciamo così, ecco. No, Ok. che dire, l'Udinese secondo me tutto sommato si sta comportando bene, adesso ha una squadra discreta da metà classifica in giù, però secondo me l'Udinese tutto sommato non sta facendo malissimo, ecco. Per cui direi Pordenone, che capitolo Pordenone il invece. Pordenone invece è l'ennesimo Ieri a capitombolo del Pordenone, Como, purtroppo castigati dalla Gumina va dopo bene, sette tutto quello minuti, che vuoi. non sono stati in grado di reagire. Come l'ultima volta. No, c'è da dire questo. L'ultima volta nel Intanto, pareggio con la capolista Pisa, un gol fortuito, non so se hai visto, il portiere appunto, del però Pisa aveva si è fatto ben sperare. addormentato. Sai che comunque queste cose qua, quando succedono, ti possono dare comunque morale, no? Perché voglio dire, c'era Mancini in tribuna, insomma, una serie di cose che potevano poi alla fine, no? Il giocatore più in, diciamo, del Pisa non ha segnato, adesso non mi ricordo il nome, non mi viene in mente Beh, il nome dell'attaccante. Lucca. Luca, ecco, su. Voglio dire, no? Quindi,
Però io l'avevo detto a suo tempo, fin dall'inizio del campionato. Adesso non vorrei essere profeta negativo, però l'ho detto sin dall'inizio. Per me il Pordenone quest'anno Va in Serie non C. mi convince. Purtroppo sì, ma perché ti ho spiegato i motivi che non possiamo rivelare in questo momento perché mi sembra non Va bene, corretto. dai. Allora Però parliamo voglio di dire, i motivi basket. sono questi. Siccome il tempo è Basket, tiranno e dobbiamo parlare, il tennis lo lasciamo per ultimo perché c'è tante cose, ci sono tante cose da dire. Basket, Eurolega, applauso poi già 0,30 per Alcaraz sul servizio di Berrettini. Ecco, bravissimo che ci aggiorni. Applauso all'Olimpia Milano che ieri battendo 79-62 la Stella Rossa Belgrado ha portato a casa l'ennesimo successo, quindi una sola sconfitta ed è prima in testa assieme al Barcellona che ieri ha perso col Maccabi a Tel Aviv 85-68 e guarda caso il 4 novembre c'è proprio Olimpia Milano, quindi Armani Milano che dir si voglia, contro Barcellona, quindi sarà una partitissima da non perdere, quindi complimenti all'Olimpia Milano per l'ottimo inizio, sia in campionato anche di Serie A perché le ha vinte tutte, seguita dalla Virtus Bologna e da Brindisi. Questo per quanto riguarda il basket, in attesa di tempi migliori, in attesa anche di parlarne con Luca in una serata dedicata. Ciclismo, vi dico che hanno stabilito che partirà da Budapest il 6 di maggio, quindi come doveva essere nel 2020, prima dello scoppio appunto della pandemia. E poi, ultimo commento, prima di passare al tennis, su quelli che sono i rumors sul pallone d'oro a Lewandowski. Questa è una No, rivelazione, allora, una rivelazione guarda, ti dico di un quello che penso, no? giornale. Io dico vergognoso nel senso no, perché Lewandowski se lo può anche meritare, perché negli anni ha fatto gol a grappoli, quindi tutto sommato non sarebbe una brutta cosa. Ecco. Però lì potremmo dare un premio al goleador, non so se mi spiego. Qua La si scarpa tratta di d'oro chi l'ha ha vinto, vinta. hai capito? Quindi qua si tratta di dire chi ha vinto di più, tra virgolette, e qual è il giocatore migliore che tra quelli che hanno vinto di più è quello che spicca meglio. Adesso io non voglio dire che Jorginho se lo meriti in Secondo me assoluto, sì. però insomma, che cosa doveva fare di più Jorginho per poter vincere il pallone d'oro? Ditemelo voi. E allora se questa Guarda, è come dire che nessuno dei due italiani sono come tanto break di Alcaraz, quindi già 2-0, mannaggia. io. Comunque, detto questo, è come dire, no, i due italiani più forti di sempre, secondo me, nell'atletica non vengono messi tra i migliori. Volevo dirlo io. Ma siamo nell'assurdo più incredibile. E allora dove siamo? Questa è una decisione, Sì, cioè, come si fa a diciamo, non per mettere quanto Jacobs e Timber? Cioè, non lo so, dimmelo tu. Dimmelo Tamberi tu. Sì, Tamberi, Timber, io mi sbaglio sempre. Però Nassel dico, Jacobs non messi tra gli atleti, diciamo, tra i migliori 10 atleti dell'atletica leggera, è stata non lo veramente una so, mi sembra scelta no, a me sembra un raffronto, mi sembra un raffronto bello e buono e vergognoso, perché una roba del genere non si può permettere uno di fare. un affronto, dici. Eh sì, un affronto Sì, vergognoso, sì, certamente, sì, perché non sì, puoi, sì, è stata una non esiste nesseno mancanza. c'è qualcosa che a qualcuno non andava giù, perché evidentemente non è andata giù il fatto che noi abbiamo fatto il massimo e anche con i 100 metri, sì, con i 4%, ma voglio dire, è vergognoso, dai, cioè non esiste una roba del genere. Io ho già da un pezzo che devo incavolarmi su sta roba, ma mi Dai, trattengo. parliamo di Questa cosa tennis, qua che è non... il tuo campo prediletto, perché appunto, come ci dicevi, è iniziato il primo quarto di finale a Vienna, numero 7 del mondo Berrettini contro il numero 42 Alcaraz, ma in ascesa lo spagnolo, molti lo definiscono nuovo Nadal. Volevo capire se ci sono speranze per Berrettini, nonostante questo inizio Allora, 2-0 per lo guarda, ti dico spagnolo. subito una cosa, se la mettiamo sul gioco del palleggio non c'è partita, ok? Nel senso che vincerà lo spagnolo, purtroppo, perché Berrettini deve giocare sul fatto del servizio potente, sul dritto molto forte, cioè scambi brevi, non canto lunghi, perché sennò si rischia che magari alla lunga lo spagnolo è molto più costante di Berrettini e quindi sarà quello il rischio. Beh, però, insomma, anche l'altro giorno ha perso il primo set. Io non mi preoccuperei più di tanto per questo inizio, almeno perché probabilmente non si sono mai incontrati e si dovranno anche studiare un attimino e vediamo se il Berrettino riuscirà. Io ho dato una mia eventuale previsione, sicuramente sono più avvantaggiato per Sinner, nel senso che Sinner secondo me in questo momento è Dicela, perché il pubblico non il lo sa. giocatore. No, io ho pensato che secondo me questo è proprio il torneo giusto per vedere una finale tutta italiana.
Tu dirai Zverev, io dico Sinner, nel senso che secondo me il torneo può essere vinto proprio dal nostro Yannick. In questo Sì, momento è uno dei giocatori più difficili da incontrare. ho commentato il post di Super Tennis TV e ho detto che secondo me il favorito è Sasha Zverev, ovviamente sulla base di quello che è stato il suo percorso durante l'anno sportivo. C'è da dire appunto che ovviamente, come tu hai detto, ci auguriamo un derby, doveva essere a Indian Wells, poi si è messo di mezzo Taylor Fritz, che peraltro ha vinto anche il suo quarto di finale a San Pietroburgo, perché si gioca anche lì, e ricordiamo che oltre a Vienna, quindi adesso sta giocando Berrettini, questa sera l'ultima partita sarà un big match da non perdere tra Sinner e Ruud, numero 11 del mondo contro numero 8, cioè tra l'altro tutti e due in lotta per le ATP Finals, quindi sarà veramente una Allora, finale anticipata. qualora Sinner dovesse battere Ruud, Sì, cavalcherebbe Urkac e sì. sarebbe ottimo da questo punto di vista. Poi dopo, naturalmente, bisogna vedere nei prossimi tornei prima del E beh, c'è fatidico. Parigi-Bercy, che è Ti un pare Master poco. 1000. Eh, Ti pare poco. no, no, Lì sono dolori, mi pare son dolori. per Ecco, lì niente, sono è molto dolori perché è interessante, un anzi. torneo esatto, però questo torneo qua si avvicina molto a quel torneo là, Ah nel sì, senso che gli incontri sono veramente tosti, devo dire, beh, se tu ci sono però. vedi a San Pietroburgo, ovviamente senza offesa per Fritz e tutti gli altri impegnati, questo è di fatto un Masters 1000, nonostante sia un 500. A Vienna E di sono là è venuti un tutti i migliori 500 che sembra un e 250. esatto, e tu l'hai detto a Tennis Shot, vi invito a recuperare la puntata di ieri del Bombax, che è una puntata molto interessante, piena di spunti di rilievo. E cosa devo dirti? Ci sono altre due partite che seguiranno Berrettini-Alcaraz, ovvero una splendida sfida tra Ogier Alassim, numero 12 del mondo, e Zverev, che è il mio favorito per la vittoria finale, e poi a seguire un Tiafoe che tu hai menzionato come uno splendido giocatore, veramente in grado ieri di battere Stefanos Tsitsipas, che è numero 49 adesso del mondo, ma farà dei balzi incredibili contro Schwarzman. Ecco, quindi Guarda, che tra l'altro finalista ad Anversa contro Sinner. guarda, Schwarzman l'ho visto giocare molto bene in questi giorni, comunque sta facendo di nuovo veramente vedere che alla fine Sinner ha fatto una super partita allora, voglio dire, perché Schwarzman veramente sta giocando alla grande. Quindi ancora di più devo rimarcare il fatto che non l'ha vista proprio la palla contro Sinner, quel giorno lì almeno, ecco. Poi dopo, insomma, ricordiamolo che Sinner arriva comunque da 10-12 partite consecutive che non perde neanche un 10, set, eh. 10 Ecco, partite, neanche un set 10 però, vittorie di neanche un fila. set, neanche un set, voglio dire, cioè ragazzi, non scherziamo. Quindi c'è da dire Dai, che TFO ieri ha chiudiamo fatto la una partita puntata con splendida. due pronostici su quale sarà la semifinale. Ricordiamo, ti dico anche per correttezza, che nel WTA c'è la Paolini, che è numero 56 del mondo, contro la Jastremska a Courmayeur, numero 79 del mondo, nei quarti di finale, quindi forza anche Paolini questa sera a Courmayeur. Però chiudiamo con il botto, ovvero quali saranno, scusami, le semifinali a Vienna? Ti do le mie, così ti levo d'impiccio. Allora, secondo me, siccome c'è Berrettini passa per me e gioca, non mi ricordo se dalla sua parte c'è Schwarzman o Tiafoe, ma secondo me vince Tiafoe. Quindi Berrettini Tiafoe e Zverev Sinner o Zverev Berrettini e Tiafoe Sinner. Insomma, adesso non mi ricordo gli abbinamenti, ma secondo me i quattro semifinalisti sono i due italiani, la Allora, speranza è di vederli in finale. Berrettini contro Zverev potrebbe essere insomma una partita veramente eccezionale e Sinner contro, secondo me, Schwarzman di nuovo ci potrebbe Mhm. essere. Ti spiego perché. Perché TFO è un giocatore d'attacco, Sì, molto, è uno che sì. va molto in attacco. Schwarzman si sa difendere anche abbastanza bene, quindi se la giochiamo sul palleggio non lo so se TFO riesce a battere Schwarzman. E quindi direi anche se ha fatto una partita meravigliosa ieri, perché Tsitsipas è un giocatore Pagherà diverso lo rispetto a sforzo. Sparta, potrebbe pagare lo sforzo di aver vinto. Era un po' anche un diciamo, one man show ieri ha fatto, devo dirti la verità, è stata una roba incredibile.
Però io sono più propenso, ripeto, secondo me avremo qualcosa di spettacolare domenica da divertirci. Bene, Mi allora sbaglierò, noi spero di non sbagliare. ovviamente ritorneremo la prossima settimana, quindi auguriamo a tutti un buon venerdì di tennis e non solo, perché insomma ce n'è per tutti i gusti. Stasera c'è anche la Ligue 1 francese con il Paris Saint-Germain. Vedo che tu sei già in pole position su Super Tennis o Potrò su vedere ben altri. poco perché naturalmente devo andare a far tennis anch'io. Ecco, però insomma seguiremo magari con delle foto, con dei commenti diciamo veloci, rapidi, però insomma i nostri pronostici li abbiamo fatti, direi che abbiamo parlato in lungo e in largo e a questo punto augurerei a tutti un buon pomeriggio di tennis e un buon weekend in generale lungo di calcio perché i pronostici che vi metteremo, penso domani, i miei, i tuoi e di David, ovviamente invitandovi anche a commentarli, ecco, quindi 7 su 10 anche stavolta, Max, vedremo. E tra l'altro belle partite fino a lunedì sera con Bologna-Cagliari, vedo che sarà il Monday Night. Quindi a Qualche tutti rischio di andare auguriamo. 4-0 per Alcaraz. Vabbè, comunque, Ahia, un vabbè, saluto da vedremo. Massimiliano. Un saluto da Enrico, vi auguriamo buon weekend di sport e non solo e a presto. Sportissimo ovviamente, non mancherà di commentare l'11ª giornata e ovviamente si spera magari un successo italiano, chi lo sa, nel torneo di Vienna. Un saluto a tutti.